Siamo nello stand della Fiera del Rosario a San Donà di Piave, siamo con il dottor Vincenzo Lovino e con Andrea Ceresere, sindaco di San Donà di Piave. Ancora una volta la Fiera di San Donà sappiamo che è un grande sforzo organizzativo per il comune, ma ogni volta che inaugurate credo sia un grosso sospiro di sollievo. Il sospiro di sollievo è una soddisfazione dare la possibilità a tante imprese, quest'anno sono oltre 200 presenti in fiera campionaria, di aver modo di poter contattare un numero importante di persone. Ricordo che 3 anni fa eravamo 23.000 come visitatori, poi passati a 55.000, l'anno scorso 78.000 presenze, e chiaramente più sono i contatti, più sono anche i contratti, che sono evidentemente anche la linfa per le imprese. Allora, lei ha parlato del capannone, della Fiera del Rosario, vogliamo parlare della città, come viene invasa sabato, domenica e lunedì? In tutto arriviamo a contare nei 3 giorni di sabato, domenica e lunedì oltre 300.000 presenze, perché in realtà sarebbe più corretto parlare delle fiere al plurale piuttosto che di una fiera. Quindi c'è questa campionaria, ma poi al di fuori c'è un mondo fatto di divertimenti per i bimbi, fatto di espositori, fatto anche di eventi musicali, perché abbiamo una rappresentazione di bande musicali, di street band proprio nel territorio, che ormai da anni riproponiamo ed attirano tutte queste persone dalla Venezia orientale ma anche dal Veneto orientale, arrivando fino a Padova, fino a Treviso. Quindi è per noi una grande soddisfazione poter portare avanti questa tradizione che è secolare, dove partendo dal tema dell'agricoltura siamo arrivati ad arricchire l'evento anche con l'artigianato e con altre forme artistiche. Una domanda, lei prima ha detto oltre 200 espositori all'interno della fiera e all'interno della città quanti bersaglieri? Io conosco lo stand dei bersaglieri perché si mangia bene, ma quanti stand, quante attività? Gli stand tradizionali, oltre a quello dei bersaglieri, insomma, sono quelli in cui si può trovare quello che è il mangiare tipico di questi giorni, quindi dai polpetti ai bovoli, ai 2 tipi di baccalà bianco e rosso, a tutto quello che in qualche modo con le seppie eccetera fornisce la tradizione e ci introduce all'autunno dopo Quanti l'estate. sono questi stand, quelli che vendono? Si trova di tutto, dalla ciabatta al cappello, dal cappotto al costume da bagno. Sono centinaia, però sicuramente sì, tra l'altro con un'offerta gastronomica anche diversificata, che oltre ai piatti tradizionali ci fa arrivare che in Romagna, piuttosto che nel sud Italia, piuttosto che in Austria, nella Stiria, eccetera. Ma visto che ha citato i bersaglieri, voglio ricordare che nel 2018 terremo un evento importante a San Donà, proprio grazie alla presenza del raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, e proprio questa è l'associazione, e quindi io sono chiaramente testimonial dell'evento Piave 2018, e loro con lo stand cominciano anche la diffusione. Noi ci saremo a Piave 2018, la ringraziamo, una stretta di mano anche con il dottor Lovino, grazie al sindaco di San Donà di Piave, grazie ancora. Dottor Vincenzo Lovino, perché la setup alla Fiera del Rosario a San Donà di Piave? Allora, perché noi come società di ricerca e selezione del personale crediamo molto al collegamento col territorio. Siamo presenti nel territorio perché il nostro lavoro è quello di trovare opportunità di lavoro e trovare aziende che cercano lavoratori. Quindi la cosa migliore per noi è farci conoscere sul territorio. Abbiamo pensato alla Fiera del Rosario come la vetrina più importante, la più nota che c'è in zona. Grazie al dottor Lovino.